Saranno due termovalorizzatori che la Regione intende realizzare in Sicilia, uno si farà a Palermo, l'altro a Catania, non è lo stesso di Roma che incenerisce tutto, ma uno più moderno che brucia parte dei rifiuti intorno al 20%, con la possibilità inoltre di vendita dell'energia con un introito previsto di oltre 30 milioni. Questo quanto dichiarato dall'assessore all'energia Roberto Di Mauro. Abbiamo già portato avanti gran parte del piano dei rifiuti, abbiamo individuato il percorso intermedio e anche quello finale, cioè la realizzazione dei intermedi, mi riferisco ai TMB, agli impianti CSS/C e mi riferisco anche ai biodiggestori, e per quanto riguarda la parte terminale certamente è il termovalorizzatore, non è lo stesso termovalorizzatore di Roma che prevede ingerire tutto, questo è un termovalorizzatore che prevede ingerire una parte residuale del rifiuto pari a circa il 20%. Con anche la possibilità ovviamente della vendita di energia per un importo prevediamo pari a 30 milioni, che consentirà di ridurre notevolmente i costi di gestione del termovalorizzatore e anche ovviamente abbassare la tariffa per i cittadini. Dove sarà ubicato? Ma dovrebbero essere due, uno a Palermo e uno a Catania. Sono le sedi dove è difficile la raccolta differenziata e dove ci sono una serie di problematiche, e credo che il termovalorizzatore sia una cosa utile da poter mettere. Quindi anche le altre province potranno accedere? Le altre province, nell'articolo che oggi compare sul giornale, c'è una situazione abbastanza serena, compresa la provincia di Agrigento, che avendo finanziato la realizzazione di un DMB e una discarica sciacca per 500.000 metri cubi, noi potremo stare tranquilli per i prossimi 10 anni.